stamattina c'è questo profumo di big news. Stavo uscendo in MTB, come si vede, ma ho ricevuto un messaggio di Luca Granzon che mi diceva di passare in negozio adesso all'apertura. Secondo me è arrivato qualcosa di interessante da vedere e probabilmente portare via. Quindi sto volando verso il negozio, per quanto si possa volare con la mountain bike sul piano e sull'asfalto, ma sto andando in negozio. Ci siamo? Sì. Stupenda. Questa è la Expert, è la sorella con gli steroidi. La sorella maggiore. Sì, la sorella con gli steroidi. Che spettacolo. Esperimento di SRAM. SRAM GX. SRAM GX a 12 velocità. Hai dei freni più potenti di quelli che avevi montati sulla mia. Hai una forcella che è il top di gamma di RockShox, che si blocca automaticamente con un sistema brain. Esatto, quindi noi la tareremo in modo tale che tu la usi e ti devi solo preoccupare di guidare, non devi pensare a bloccare, a sbloccare, a fare nulla. La bici si adatta e segue i tuoi percorsi e lei decide quando è il momento di sbloccare le sospensioni o ribloccarle per farti andare più veloce. Ma su questa è stata una roba epocale per me il brain, perché non ho mai provato una full serie come questa e anche nei video avrai visto che mi alzo sui pedali in tutti gli strappetti e vado su come un fulmine. Perché nell'ottica di Specialized questa è una biammortizzata che si guida come una front. Pressione pneumatici, dipende molto da dove vai e dal peso del ciclista. Carso e 64 kg nel mio caso. Tu sei molto leggero ma fai un terreno molto tosto e quindi io metterei con questa sezione dei pneumatici che è 2.3, io metterei 1.8 dietro e 1.7 davanti al momento. Okay. Allora, io qui per puntare la sospensione lo faccio proprio utilizzando questo ring e vediamo quanto sarà il side dopo che ti sei seduto sulla bicicletta, quindi quanto questo ring si sposta e quanto l'ammortizzatore affonda. Libero il brain, cioè cancello l'effetto brain e lascio che la bicicletta si comporti come con un ammortizzatore normale e ti faccio sedere sulla bici e poi vediamo di quanto si sposta questo anello. Sì. E di conseguenza poi regoliamo la pressione in modo tale che l'anello col tuo peso si sposti e dia il limite. Sì, e dia il primo affondamento che è necessario per darti l'aderenza giusta e il controllo della bici. Perché tu sei leggero e quindi sfrutti meglio la sospensione. Completa di tutto ai 11,96 kg. 11,96. Con camere d'aria e... Quindi New Bike Day. Che mezzo. New Bike Day e subito test sul Carso sopra Monfalcone. Siamo saliti da via Romana, adesso vediamo dove andare.
Allora, primissima sensazione, la bici è ovviamente bella e leggera, ma questo lo sapevamo. Abbiamo risparmiato 1 chilo pieno dalla precedente Epic con tenaglio in alluminio, ma soprattutto la cosa strana, per adesso mi resta ancora un po' strana ma mi devo abituare, è che il fatto che abbia il brain davanti, se non ci penso sono convinto di guidare la front. Anche su uno strappettino in asfalto che abbiamo fatto per arrivare qui, la sensazione è veramente di una bici molto diretta, quindi per adesso top. Eccomi. Che gamba piena, Zimani. Boh. Anche mia, senza scaldarmi. No. A few inches later. CX ciclocross. Ancora facile, Bellissimo. Ho fatto un chilometrino spingendo, pancia a terra, la bici va che è uno spettacolo. Non so se sono andato più veloce o più lento, ma so che la bici va a uno sparo.
qua a sinistra, ma oggi si va giù. Salto! Wow! Che bella, anche se sono salti molto molto confortevoli. Destra! Solito riepilogo a fine giro. Che dire, la bici è, come dice Luca, la sorella con gli steroidi di quella che avevo prima. Le geometrie sono le stesse, hai le stesse sensazioni come distanza, anche perché le misure ovviamente sono identiche, ma il chilo abbondante di differenza si sente tutto, è più maneggevole, anche i cerchi completamente in carbonio fanno il suo. Poi è bella perché quando la pedali è rigida come una front, assolutamente sì, non c'è altro modo per dirlo, un mezzo spettacolare. Bomba!